Cari amici, buonasera e benvenuti alla conferenza del 13 dell'Associazione Salus Bellatrix. E questa sera sono molto felice di avere con noi, felice per due motivi: per la persona che è, la dottoressa Rossana Beccarelli, un medico, antropologa, filosofa straordinaria, ma anche perché è una donna e ci fa piacere quando riusciamo ad avere fra i nostri relatori una donna, e soprattutto lei poi che ha una sensibilità un po' particolare. Poi magari lei vi racconterà qualche cosa del suo passato, del suo curriculum, e sarà un piacere ascoltarla. Quindi per cortesia, se avete delle domande le facciamo nell'intervallo dopo la fine dell'esposizione, e vi do un piccolo suggerimento fra le domande: chiedetele qualcosa del pollo nella damigiana. Ok, grazie, buona serata e buon ascolto. Allora, intanto Francesca, grazie mille di questo invito. Sono anche commossa perché, come dicevo prima, arrivare a Vittorio Veneto è un nome che tutto sommato ha un eco nella nostra storia, nella nostra vita. Quella che considero la più bella piazza della città da cui vengo, che è Torino, si chiama Piazza Vittorio Veneto. Noi la chiamiamo Piazza Vittorio, ma Piazza Vittorio Veneto è una delle più grandi piazze d'Europa, che ha, credo, il più grande dislivello dal punto di vista della differenza fra l'inizio della piazza e la fine, che arriva fino al Po. Quindi Vittorio Veneto qualcosa ci dice, insomma, anche a noi savoiardi, ecco, della conquista di questa unità nazionale, che poi non so se sia stato un bene o un male. Comincerei con il 13, visto che Francesca l'ha detto, perché è interessante. Dunque, se qualcuno di voi conosce gli Stati Uniti, io ci ho vissuto 2 anni, ho lavorato lì, il 13 non esiste negli Stati Uniti, cioè i piani degli ascensori non hanno il numero 13, i piani negli alberghi non hanno il numero 13. È alquanto strano, voglio dire, perché uno pensa già gli Stati Uniti siano un paese molto evoluto e anche molto razionale, no? Quindi è idiota, anche perché il piano esiste, no? Al di là del fatto che uno lo chiami 13 o no. Però è interessante. Io, che invece, essendo italiana, ho qualche problema col numero 17, ogni volta che volavo negli Stati Uniti dicevo: caspita, se mi mettevano nel numero 17, questi non hanno il 13, finisce che l'aereo cade perché io sto al numero 17. Comunque, paese che vai, usanze che trovi, ma è giusto per dire, in fondo, come certe cose su di noi hanno delle azioni. Visto che adesso ho appena fatto una conversazione molto interessante con Daniele Berti, e la questione della razionalità sembra un po' all'origine di molte delle nostre scelte, molte delle nostre opzioni nella vita. A quanto pare no, quindi già questa cosa del 13 sugli Stati Uniti dice abbastanza sul fatto che la percezione che noi abbiamo del mondo può variare, e varia in base alla cultura nella quale siamo immersi, alla famiglia da cui proveniamo, eccetera, eccetera. Io ho 2 episodi molto recenti della mia vita che voglio raccontarvi, perché voglio partire da lì per alcune riflessioni che mi sono venute, e anche alcune di queste riflessioni piuttosto importanti perché mi riguardano direttamente, e poi anche perché non riguardano solo me. La prima di queste è che l'anno che è passato, quasi più lungo di un anno, insomma 1 anno e mezzo di Covid, mi ha dato un momento di lunga sosta, anche di pausa, di tranquillità, se vogliamo, che devo dire ho condiviso con pochissime persone, perché le persone sono state o arrabbiatissime o impauritissime o devastate dal punto di vista economico, ma diciamo persone serene che hanno vissuto questo periodo in serenità ne conosco abbastanza poche. Mi sono sentita profondamente in colpa per questo, è una delle caratteristiche praticamente di tutta la mia vita, di sentirmi in colpa. Comunque, nel caso specifico mi sentivo in colpa perché mi sentivo tranquilla rispetto alla possibilità di prendere una pausa vera, no? Una pausa da tutta la frenesia della quale siamo vittime, che è anche un valore. No, in realtà, mentre stavo nella tranquillità, mi sono resa conto che una delle ragioni per cui, per esempio, io mi do un sacco di da fare, vado in giro, faccio conferenze, incontro persone, non è veramente qualcosa
che mi appartiene o qualcosa che io faccio proprio spontaneamente. Diciamo che sentivo dentro di me, nella pausa, nel silenzio, nella contemplazione di questo periodo, ho sentito emergere dentro di me come delle figure, come dei valori, non saprei esattamente che connotazione dare, ma una sfida interiore, qualcosa che mi spinge oltre i miei limiti a fare delle cose, e non sempre che queste cose sono né salutari, né positive, né buone, quindi diciamo che c'è uno spiritello, più di uno in realtà, che agisce in maniera molto molto inconsapevole. Noi non ci rendiamo quasi mai conto dei moventi delle nostre azioni. Quello che è successo in questo anno è stato che ho dunque potuto dedicarmi per tutto l'anno alla cura di mia madre, che in un tempo molto breve, anche in particolare dopo il primo lockdown, ha avuto un decadimento cognitivo molto spiccato e praticamente, insomma, potrebbe essere demenza senile, Alzheimer, eccetera, eccetera. E a differenza di ciò che tutto quello che ho letto, imparato, anche forse creduto nel corso di questi anni, anche da professionista, improvvisamente ha per me cambiato completamente di prospettiva. Nel senso che mia madre, che era una donna intellettualmente molto vivace, una professionista, una persona con un grande carisma e poi anche molto bella, molto giovanile, insomma un sacco di qualità, aveva anche molti difetti. Per una figlia in generale i difetti prevalgono sulle qualità di una madre. In questo anno del suo decadimento cognitivo mi sono successe delle cose. All'inizio certamente mi sono sentita molto frustrata, molto addolorata anche di averla persa come un'interlocutrice importante, una persona con cui magari polemizzavo volentieri, lei polemizzava anche molto volentieri con me, però insomma diciamo che era una presenza viva e quindi questo mi è venuto a mancare. E mi sono anche, e questo è stato abbastanza interessante, mi sono addirittura rammaricata del fatto che i suoi difetti non ci fossero più. Mia madre è diventata una persona molto socievole, molto aperta, molto libera, senza più quei pregiudizi, non voglio vedere quella persona, non voglio parlare di questo argomento, eccetera. Ed è scivolata in uno stato molto interessante. Uno stato, direi, sempre più naturale. E quella cosa che quando io ero piccola, quindi parlo di una vita fa, si chiamava nel mio entourage si chiamava il rimbambimento senile, cioè il ritornare bambini, è diventato sempre più chiaro ai miei occhi. Cioè questo processo, lungi dall'essere, così come lo consideriamo, un aspetto negativo della nostra vita, mi è sembrato straordinariamente fecondo di una cosa molto importante. Quando noi nasciamo stiamo in uno stato di naturalezza assoluta. Intanto siamo nudi, senza nessuna percezione dell'esserlo, senza nessuna necessità di doversi coprire, vestire in un certo modo, eccetera, eccetera. E mi chiedo, qual è il secondo, il minuto in cui noi perdiamo quella naturalezza e per diventare degli esseri sociali cominciamo ad assorbire tutta una serie di cose che poi alla fine arrivano a contraddistinguere quello che noi chiamiamo la nostra personalità. Allora, se nel rimbambimento senile noi vediamo un excursus esistenziale, la vita comincia con uno stato di innocenza, e quello che io sto vedendo in mia madre è uno stato finale di innocenza. Oltre ad essere uno stato nella quale tu sei naturalmente pronto ad affrontare l'elemento più inquietante della nostra vita, che è la morte.
Ma non meno inquietante deve essere per un bambino, per un neonato che è stato 9 mesi dentro una cavità così confortevole, oscura, nella quale stava bene, nella quale era nutrito, nella quale non c'erano, credo, nessuna preoccupazione, e poi improvvisamente essere proiettati orribilmente in questo mondo freddo, pieno di rumore, pieno di luci, di voci, magari anche di cose molto più sgradevoli. Non per niente questi bambini quando nascono piangono tanto. E quindi io mi sono detta, ma non è che abbiamo sbagliato tutto? Che quando noi pensiamo alla fase finale della nostra vita in queste condizioni stiamo proiettando la nostra volontà di continuare a mantenere il controllo performativo su tutta la nostra vita. Ma questo controllo performativo siamo noi o è un'altra cosa? Perché alla fine io, quando non posso più parlare con mia madre non è più l'interlocutrice di prima. Mia madre vive in un suo mondo dove vede tantissime presenze, parla con gatti che sono morti, con i suoi anziani morti, e dentro di me la domanda che io mi faccio è: ma non è che lei sta allucinando, come noi spesso diciamo? Lei sta vedendo un'altra fase, un mondo intermedio nel quale io non ho accesso perché mi sono inibita di poterlo fare. Ma è molto probabile che lei abbia questa percezione, e molti bambini infatti hanno percezioni che vengono da un altro mondo, quello da cui provengono, e che probabilmente è lo stesso verso cui ci rincamminiamo. E alla domanda dunque, ma che cosa mi manca di mia madre? E la prima risposta è stata: mi manca mia madre. E allora dico, ma mia madre era davvero quella cosa per cui all'1, se non arrivavo precisa la domenica al pranzo, mi teneva il muso per tutta una settimana? Era quella persona che se c'aveva una macchietta sul pantalone non usciva perché non era il caso, che faceva una stretta selezione fra le persone con cui si poteva parlare e quelle con cui non si poteva parlare? Era quella mia madre? O è questa mia madre? Di che cosa ci siamo veramente abituati a pensare di essere? Allora, se io penso a questo bambino, al bambino che nasce, ecco, è come se fosse mi dispiace, questo paragone è orribile, però non me ne viene un altro migliore, un computer nel quale noi buttiamo dentro dei programmi, delle applicazioni come sui nostri telefonini, e tutti ne buttano dentro qualcosa: la mamma, il babbo, i nonni, gli amici, poi poco alla volta i maestri, la cerchia che si allarga, le cose che sentiamo dire. Tutta quella roba lì sono schede che entrano nella nostra natura. E io mi chiedo, questa devo dire, mi è venuta in mente così, ma quando pensiamo che noi facciamo una vita veramente bruttarella, e te credo, perché dentro di noi ci sono tutte le cose che gli altri ci hanno detto di essere. Ciascuno ci ha detto qualcosa rispetto a noi, qualcuno ci ha instillato delle credenze, dei valori, dei principi. Ho visto qualche tempo fa un bellissimo film, veramente un gran bel film, di 2 bambini che vengono scambiati alla nascita in un campo di guerra al confine fra Giordania e Israele. Sono 2 bambini che sono rispettivamente un israeliano e un arabo, e vengono scambiati. E quindi l'israeliano finisce con gli arabi e l'arabo con gli israeliani. E a un certo momento nel corso del film si scoprono la loro vera natura. E a quel punto comincia in loro un dilemma enorme, perché quello che è israeliano non se la sente di tradire i principi con cui è stato allevato, e che sono principi degli arabi, e quello arabo non se la sente di contraddire i propri principi per tornare ebreo ed israeliano. E allora uno si chiede, ma secondo voi la volontà di quei 2 bambini alla nascita e il fatto che siano così opposte le loro aspirazioni, opzioni, scelte nella vita,
ma è una cosa ragionevole, è una cosa normale e soprattutto siamo noi quella cosa lì che ne esce. Gli arabi considerano che esistono due guerre, una grande jihad e una piccola jihad. La piccola jihad è quella che combattiamo fuori di noi, la grande jihad è quella che combattiamo dentro di noi. È perbacco. Ci hanno azzeccato, perché se noi pensiamo che tutte queste schede perforate che ci hanno messo dentro, dal primo momento in cui nasciamo, dalla lingua che parliamo, l'intonazione che abbiamo, il livello sociale nel quale siamo capitati totalmente per caso, le opzioni dei nostri parenti, se siamo nati nella mafia, i nostri valori saranno molto diversi da quelli che condividono le persone, virgolette, oneste. Ma c'è una volontà? C'è un'intenzione? C'è una scelta? Non credo. Non credo. Quindi se questo è successo vuol dire che dentro di noi agiscono delle forze così profondamente contraddittorie, perché è molto probabile che la scheda perforata di mia madre non coincida con la scheda perforata di mio padre e ancor meno con quello dei nonni, che poi sono 2 alla volta, quindi sono 4, poi c'è tutta magari fratelli, sorelle, eccetera. Quindi è chiaro che noi viviamo questo continuo confronto fra scelte, desideri, inclinazioni, aspirazioni. Dunque mi sono detta, rispetto al titolo di questa serata, cibo per il corpo, cura per il corpo, cura per lo spirito. Allora, quando noi nasciamo, se la diciamo in termini biologici, noi abbiamo un corredo genetico, cioè abbiamo dentro di noi delle condizioni che ci fanno immediatamente riconoscere come appartenenti a questa specie. Non nasciamo come una quercia, non nasciamo come un uccello, non nasciamo come un pesce, siamo esseri umani. Quindi c'è qualcosa che ci fa assomigliare alla nostra specie. E dentro quel corredo genetico ci sono anche le storie individuali di tutti i nostri antenati, di tutta l'umanità in realtà, ma in particolare poi sempre più nella strettoia che ci porta fino a noi, ci sono tutte le storie dei nostri antenati. E queste storie in qualche modo stanno lì, si sono ancorate a questo substrato, e questo substrato noi lo guardiamo al microscopio e lo riconosciamo come una cosa biochimica, ma se noi andiamo più sotto di questo è solo un evento vibratorio. Le forze del campo si sono sistemate in modo tale che io sia quella particolare, essenza. Questa essenza noi lo sappiamo, decide 2 cose: ci farà esprimere fisicamente con un corpo e ci destinerà ineluttabilmente alla morte. Diciamo che questi sono i 2 elementi nei quali possiamo più o meno convenire. Dunque noi siamo una vibrazione molto antica che viene da molto lontano, molto indietro, all'inizio. Cioè questa specie umana, questo filo genetico ci ricongiunge con la zona più remota della nostra storia. Ma dentro ci stanno tutte le storie e già lì c'è già un bel percorso, una bella quantità di cose. Poi usciamo allo scoperto e improvvisamente ci capitano una serie di cose imprevedibili che non abbiamo determinato noi, che non scegliamo noi. I 2 bambini scambiati alla nascita lo dimostrano in maniera palese. La loro natura, diciamo così, ammesso che quella natura lì si esprimesse con dei valori, cosa della quale dubito, ma quella natura è stata contraddetta dall'essere stati scambiati e inseriti in 2 ambienti che erano all'opposto polare, o almeno così si sentono, all'opposto polare. Certo che se andate a Gerusalemme l'aria che si respira è bella pesante rispetto ai palestinesi, quindi è una situazione che non ha bisogno di essere tanto spiegata, si sente. Ma
rispetto alla domanda delle domande, cioè possiamo noi essere felici? La risposta è certamente no, che non possiamo essere felici. Se queste sono le premesse nelle quali noi ci troviamo a vivere, cioè noi possediamo un corpo e quel corpo è il frutto della nostra, della nostra genetica, ma se io vivo malnutrito, esposto al freddo, in un ambiente in cui vengo continuamente castigato, dove tutti i miei desideri vengono repressi, o invece vivo in un ambiente che è molto accogliente nei miei confronti, dove si vive bene, si mangia bene, sono ben nutrito, posso fare dello sport, eccetera. È chiaro che questi due bambini non verrebbero nello stesso modo, quindi su quel corpo agisce profondamente anche il resto. Ma soprattutto su quel corpo agisce questa mente che è come un vaso vuoto all'origine che si va riempiendo di cose. Ma di cose che non sono mie e che per lo più io non è che ho voluto. Ci facciamo strada nella vita fra tutte queste cose, oscilliamo, lo sentiamo che ci sono delle parti di noi che non ci appartengono per niente, che non ci piacciono affatto. Queste parti sono quelle che noi proiettiamo fuori e le andiamo a riconoscere nei nostri nemici. Il nostro nemico è il nostro miglior specchio. È quello che ci dice che quella parte di me io non la posso soffrire. Quando ho cominciato più di 20 anni fa ad occuparmi di Oriente, che è stata un'altra di quelle cose che voglio dire è diventata un po' di moda, no? Però l'Oriente ha due cose capitali, per la mia esperienza. Una è la meditazione. Ecco, la meditazione è una cosa che ha un doppio effetto. La prima è imparare a respirare. Uno dice, ma ci sarà bisogno di imparare a respirare? Beh sì, c'è bisogno di imparare a respirare. Noi in Occidente abbiamo completamente perduto l'arte della respirazione. Ora, la respirazione è l'elemento che ci tiene in vita, più del cibo, più dell'acqua. Noi possiamo sopravvivere molto a lungo senza cibo, anche abbastanza senza acqua, ma senza respirare no. Quindi non saper respirare è una cosa gravissima, è una cosa che confligge con la nostra sopravvivenza. Allora perché noi non sappiamo respirare? Questo è un elemento molto interessante. L'Oriente respira come respirano i bambini. I bambini hanno una naturale vocazione a respirare in maniera sana. Cosa succede dunque ai bambini in Occidente che a un certo punto smettono di respirare bene? Qualche cosa evidentemente che agisce sulle loro menti e che contrae il nostro diaframma al punto tale che noi non respiriamo più bene. Io mi ricordo, tragicamente devo dire, una delle poche mie prime esperienze da medico in cui appoggiai un fonendo sulle spalle di un giovane che mi si era presentato come paziente e io lo auscultai e sentii che respirava solo nei primi 4 centimetri del polmone e poi il resto non respirava più. Mi ricordo che davvero sprovveduta qual ero, mi tolsi il fonendo e lo guardai con un'aria orripilata e gli dissi: ma lei non respira? E lui mi guardò e mi disse: è grave? Dico, penso di sì. Ebbene, lui era la quintessenza di una contrazione che aveva agito dalla testa e che lo rendeva ancora più inabile della media dell'Occidente per non saper respirare. Ma tutti noi non portiamo il respiro oltre la metà del polmone. Non sappiamo respirare. È una cosa gravissima. Perché l'Oriente ha una disciplina del respiro? Perché tutta la loro idea del corpo, tutta la loro idea dello stare al mondo non è come la nostra. Noi possediamo delle parole che definiscono soltanto le cose piene. Non abbiamo parole per definire il vuoto intorno a noi. Ma la materia, così ci ha spiegato la fisica contemporanea, è vuota.
La materia, una volta che abbiamo finito di vedere i corpi, i tavoli, i pavimenti, il cemento, le case, eccetera, eccetera, sotto tutto questo la fisica ci dimostra che la materia è completamente vuota, è tutta vibrazione. Non ci entra in testa questa cosa qui. Ebbene, l'Oriente invece lo sa perché ha un lessico che gli permette di capirla questa cosa. E siccome la capiscono, ci lavorano. E per loro la respirazione è un fatto che fa sì che noi inspiriamo, parola molto interessante anche in Occidente, perché inspirare non vuole solo dire tirar dentro il respiro, ma anche vuol dire essere ispirati. E nella ispirazione loro fanno un'operazione dal punto di vista fisiologico importantissima, perché loro vedono il corpo come tutto un reticolato di canali pervi all'aria, come in effetti noi siamo. E questo ha due effetti. Da un lato loro lavorano perché questi canali siano sempre liberi e penetrabili dall'aria. Se non sono liberi, c'è come una condensazione e lì succede la malattia. Quindi in realtà nella respirazione operiamo fisiologicamente per la nostra salute. L'altro elemento interessantissimo è che questi canali sono direttamente connessi con il fuori, con l'esteriorità. A noi ci sembra che il nostro corpo finisce con la nostra pelle. Per loro no. Loro sono consapevoli che siamo tutti parte di un reticolato di vibrazioni che fa sì che siamo un tutt'uno. Allora, per meditare bisogna imparare a respirare. Per respirare bisogna imparare a lavorare con il diaframma e quando si comincia a fare una respirazione consapevole, l'effetto che produciamo è straordinario. Liberiamo la mente di tutti i nostri pensieri. E quindi che cosa sono questi nostri pensieri? Sono tutte queste cose che sono andate a riempire il nostro vaso e che ci danno una falsa idea di noi stessi. Ci danno l'idea che noi siamo una cosa che è un po' di mia madre, un po' di mio padre, i miei nonni, gli zii, i cugini, gli amici, questo e quello, tutta roba che non mi appartiene. Perché quando sono tanto piccolo e quando sono tanto vecchio, io comincio a buttare via tutte queste cose e arrivo alla radice. Arrivo al punto nodale, arrivo all'essenza, alle cose che contano. Arriviamo nel mondo nudi senza ricchezze e andiamo via nudi senza ricchezze. Straordinaria idea. Questo Oriente mi pare straordinario. Il fatto che la meditazione, come mi disse una volta un grande yogi, la meditazione è l'intervallo più lungo fra due pensieri, perché i pensieri sono infestanti, stanno sempre lì come le erbacce. Continuamente tu sei confrontato con i tuoi pensieri. Non fare questo, non dire quello, questo non lo puoi fare, quest'altro non è per te. L'altra cosa straordinaria che fa l'Oriente, non è lo stesso Oriente, in questo caso stiamo parlando dell'estremo Oriente, arti marziali. Nelle arti marziali anche gli orientali dell'estremo Oriente comprendono che il nemico è dentro di te. Per cui la vera qualità dell'arte marziale, quando uno ormai è giunto al massimo dell'eccellenza, è che tu dissolvi il nemico dentro di te e il nemico fuori, non c'è più. Straordinario. Ma questo significa che la grande jihad è dentro di noi. Perché non siamo felici? Ma perché ci sono 500 combattenti dentro di noi e tutti dicono la loro. E spesso la dicono anche in modo assolutamente opposto, per cui stiamo dentro questo enorme caos, questa confusione di parole, di valori, di principi, del fai questo, non fare questo. Oggi sono stata un po' di tempo alla stazione di Venezia ad aspettare il treno e vedevo scorrere davanti a me il numero di ragazze con le gonnelline cortissime.
Io mi sono detta, in 100 anni il progresso della civiltà occidentale si misura nella quantità di gambe esposte, perché 100 anni fa bisognava portare le gonne fino alle caviglie, altrimenti ma non esisteva proprio, ti portavano direttamente in ospedale psichiatrico. Adesso si mostrano le gambe fino all'inguine. Beh, ammettiamolo, non è un gran progresso, cioè voglio dire, è come non avere il 13 sui posti dell'aereo, cioè uno dice, ma scusatemi, ma dov'è il problema? Con la gonna lunga, senza gonna lunga? Eppure, ragazzi, sono cose su cui si gioca la vita delle persone, eh? Cioè, provate ad andare in un paese dove non si può esporre le gambe, ma neanche il viso, e vedete cosa vi succede. Magari vi ammassano lì seduta stante. Quindi credo che noi abbiamo un serio problema di chi siamo. Andare a capire chi siamo, ragazzi, è un'opera che non basta una vita, come diceva Sai Baba, a volte ce ne vogliono 3 o 4. Ma non abbiamo gli strumenti per arrivare a capire niente. Perché? Che qual è lo strumento che l'Oriente ci mette a disposizione? È uno strumento che, come sapeva molto bene Sri Aurobindo, lavora direttamente sulla fisiologia, cioè sulla parte più profonda della nostra apparente materia. Quella respirazione e il liberare, sgomberare la mente dai pensieri serve a fare una trasformazione cellulare. Trasforma le cellule. E sapete che cosa succede quando si trasformano queste cellule? A quale tipo di possibilità noi siamo destinati? Al fatto che possiamo transitare la soglia della morte in consapevolezza. Cioè, i grandi yogi, quando passano la soglia, sono presenti a se stessi. Perché hanno lavorato sulla profondità del proprio essere e la loro coscienza non è legata a questa cosa che noi falsamente identifichiamo con la ragione, la razionalità. No, loro sono consapevoli dell'essenza profonda della materia. E quando sei consapevole dell'essenza profonda della materia, capisci una cosa: che tu sei soltanto una parte del tutto. Ma tu sei quel tutto, sei assolutamente quel tutto. Tu sei come la goccia nel mare, che è goccia ed è mare. Noi abbiamo messo infinite barriere, infiniti stucchevoli pensieri per impedirci di capire questo. E anche per dimenticare, semmai li abbiamo posseduti, degli strumenti per poter fare un'operazione fisiologica su di noi. Ora, se noi siamo in pace con noi stessi e abbiamo dissolto il nemico fuori di noi, secondo voi il mondo è più in pace o più in guerra? Noi abbiamo visto, domenica sera, io no, ma insomma immagino che alcuni di voi l'abbiano visto, questi 22 persone, anzi parecchie di più, che si giocavano questo titolo per tirare calci a una palla. Giustamente diceva Daniele prima, piacciono tanto perché lavorano coi piedi, noi siamo un'ottima battuta. Allora, la questione è che, dico, si fanno delle guerre. Cioè, avete visto questi inglesi, se la sono presa a morte, fanno delle cose. Oggi ho intercettato sul treno uno che leggeva il Corriere della Sera, titoloni, razzismo in Inghilterra, vogliono rifare la finale. Ma che gli dice la testa? No, ma dico, siamo pazzi. Vengo al secondo episodio che mi è capitato. Anche questo è molto divertente. Allora, siccome per 1 anno e mezzo non sono andata in una casetta che ho al mare, nel frattempo i gabbiani hanno fatto un nido sul tetto. E quando sono arrivato, ho aperto la finestra, i gabbiani si sono avventati contro di me. Ho richiuso la finestra e ho cercato di capire come sbarazzarmi dei gabbiani. E ho scoperto che i gabbiani sono una specie protetta e non si può aspettare che schiudano le uova, che i cuccioli, insomma, che i piccolini si crescano, eccetera. Molto bello.
Però poco alla volta ho cominciato a guardare fuori dalla finestra e ho visto una cosa straordinaria. Allora c'è il nido, ci sono i piccolini, bruttarelli, proprio come il piccolo anatroccolo, non sono belli bianchi con queste belle ali, sono grigiastri, un po' polverosi. Appena metti il naso fuori, c'è tutta una comunità di gabbiani che sta tutto intorno alla casa, che si precipitano per andare a fare la guardia a questi piccolini. Ora io dico, ma bisognerà prendere lezioni dai gabbiani? No, ma è interessante. Guardate, ci sono 2 piccolini su questo tetto e per quei 2 piccolini è immobilitata una comunità, saranno almeno 15 gabbiani, che non perdono mai di vista quel nido. È straordinario, eh? La comunità è assolutamente organizzata per fare in modo che quei piccolini crescano. Come noi, no? Uguale, praticamente la stessa cosa. E allora uno si chiede, io ho avuto in casa anni fa per la mia bambina dei criceti. Quando scoprì che avevano figliato, ci avevo messo un po', andai a comprarmi il manuale di come si tenevano i piccolini dei criceti. E la cosa che mi stupì moltissimo è che, avendo visto questi criceti, considerandoli fra le bestie più stupide che avessi mai incontrato, la criceta sapeva perfettamente cosa fare con i suoi piccolini senza bisogno di guardare il manuale. Io, quando avevo partorito mia figlia, sono stata 7 giorni a fare le lezioni per sapere quello che c'era da fare. Qualcosa ci sfugge. Qualcosa ci sfugge del tutto. I criceti, i gabbiani, non hanno il conto in banca, non timbrano la cartolina, sono lì che se la giocano benissimo. Allora mi viene in mente una frase abbastanza celebre: guardate i gigli nel campo, non tessono e non filano, ma il Padre provvede loro. Allora c'è da chiedersi effettivamente se noi non abbiamo smarrito la direzione. Se nel momento in cui abbiamo cessato di respirare, abbiamo privato il nostro spirito di una cura che non ha bisogno né dell'economia, né della cultura, nessuna delle tante cose di cui siamo imbevuti, di cui siamo vittime, oserei dire. Persino mia madre mi sembra più libera adesso, mi sembra veramente più libera, mi sembra che se la goda parecchio in questo momento e mi rallegro per lei e onestamente mi auguro di fare questa stessa fine in qualche modo, perché capisco che c'è una naturalezza in questo ciclo che si chiude così. Perché effettivamente, per ricontattare questa parte di noi con la quale abbiamo perso i contatti praticamente al minuto dopo essere nati, bisogna proprio arrivare molto molto vicini alla soglia estrema, e spesso ci si arriva in maniera catastrofica, perché non siamo per niente adusi all'idea che la soglia da cui usciremo potrebbe anche proiettarci in un universo immenso, sfolgorante di luce. Ci si può credere o no, però insomma qualche cosa, diciamo, nelle tradizioni si dice a questo proposito. E in fondo anche soltanto il fatto che noi siamo una parte del tutto ci dovrebbe assolutamente confermare nell'idea che non saremo privati di niente, che l'idea, per esempio, di cui si parlava poco fa, di scarsità, che la paura non ha ragione di esistere, perché noi facciamo davvero parte di un universo magnifico, di un ordine perfetto, nel quale noi ci sforziamo di mettere un sacco di ostacoli e di problemi, questo è vero, però diciamo che l'universo se la cava molto brillantemente. E basterebbe che noi ci fidassimo di più di cosa siamo, da dove veniamo, dove andremo, perché tanto che noi lo vogliamo o no, noi siamo parte di quel tutto. Anche se noi ci facciamo un sacco di problemi, anche se noi magari in maniera estremamente, come posso dire, meritevole, facciamo l'esame di coscienza, come si diceva quando ero piccolina io, e ci interroghiamo se siamo stati giusti, retti, onesti,
ma giusti, retti, onesti rispetto a quali principi, rispetto a quali valori, e quanti di quei principi e valori confliggono in realtà con la nostra natura. Allora, quando si parla della retta via, un grande teologo russo che è morto in Gulag, grande matematico, grande filosofo, grande teologo, grande mistico, Pavel Florensky, padre Pavel Florensky, ebbene lui comprende che retta via, un po' come pensano gli orientali, è un elemento della modalità con cui l'uomo è chiamato a stare sulla terra. Perché noi non siamo come gli animali, noi non siamo come le piante. Effettivamente abbiamo un altro destino. Ma in questa rettitudine noi abbiamo bisogno di centrare un bersaglio. E il bersaglio è dentro di noi, non fuori di noi. E il bersaglio è riconoscere la nostra profonda natura, che non è la psicologia, ma che è questa fisiologia intrinseca di cui siamo parte. Io penso al viaggio di Dante come un'esperienza assolutamente iniziatica. Dante non soltanto fa un viaggio molto simbolico, ma fa un viaggio in cui cambia radicalmente la struttura della parola. Dall'inferno al purgatorio al paradiso, Dante assume una qualità vibratoria per cui il problema è che così tanto la nostra parola è servita per confonderci, per ingannarci, per portarci fuori dalla retta via, e altrettanto questa parola però può possedere in sé le caratteristiche vibratorie nelle quali noi possiamo emanare qualcosa per la giustizia, per la pace, per l'armonia. Questa cura dello spirito noi dovremmo praticarla nella materia, dovremmo praticarla in questo modo, tecnico direi, come fanno gli orientali, perché non è un esercizio della ragione, anzi oserei dire che la ragione più che altro è qui a complicarci l'esistenza. È un esercizio che va dentro alla profondità di noi, e nel momento in cui noi siamo nel più profondo di noi, ci ricongiungiamo con l'immensità del tutto. È straordinario quando si dice così in cielo, così in terra, così nel macrocosmo come nel microcosmo, questo sia vero, almeno vero con i nostri strumenti. I nostri strumenti di analisi oggi ci dimostrano in maniera frattalica che anche l'organismo umano, il corpo umano, la materia di cui siamo composti si riproduce in una maniera circolare. In ogni nostra parte noi riproduciamo il tutto. E di nuovo l'Oriente ci dice molte cose, dall'orecchio al ginocchio, alla pianta dei piedi, alla mano, al cervello, come scoprì un grande chirurgo, Penfield. Noi non facciamo che riprodurre costantemente il tutto di noi, e il tutto di noi è il tutto di fuori di noi. Quindi noi viviamo di falsi principi, viviamo di false paure, viviamo di false credenze. Il mio grande maestro Carl Simonton, che ha inventato, quando era in vita, una parte interessante della medicina, che si chiama psico-oncologia, aveva un padre che era un pastore battista in America. La Chiesa riformata è persino peggio di quella cattolica, ma anche un bel po' peggio di quella cattolica, perché ti mette di fronte alla tua coscienza direttamente, non c'è neanche la mediazione del sacerdote che ti dà la soluzione. Nella Chiesa riformata tu sei solo davanti a Dio e sei lì a torturarti, a dire sono un grande peccatore, come farò. E così successe a lui, quando diventò un giovane adolescente. Gli ormoni dell'adolescenza lo posero di fronte ai peccati più terribili della carne, e lui Carl Simonton meditò il suicidio, perché disse: io se non mi ammazzo
finisco all'inferno dritto filato, bisogna che faccia in qualche modo per salvarmi l'anima. E di tentativo in tentativo arrivò fino a fare medicina e lì incontrò un giovane professore a cui ebbe il coraggio di confessare i suoi problemi. E il suo giovane professore, che si vede aveva un certo ascendente su di lui, gli disse: ma senti, ma perché tu devi credere a questa cosa che ti fa stare così male? Prova a credere a un'altra cosa che non ti faccia stare tanto male. E così lui fece e inventò questa tecnica che era appunto il lavorare sulle credenze. Ecco, questa è stata una lezione mirabile secondo me, perché è sempre questo il problema. Noi viviamo di credenze ereditate per lo più da tutta una serie di persone più o meno riconoscibili, a volte anche non conoscibili. E di queste credenze ci facciamo i compagni di viaggio. E crediamo alle credenze fino al punto da identificarci con queste credenze e vivere malissimo perché la nostra retta via è persa definitivamente. È tutta una vita contorta, un sentiero tutto pieno di angoli, di gomiti, di cose nelle quali noi andiamo a sbattere. Perché non sappiamo riconquistare la nostra naturalezza, la nostra potenza. E per fare questo ci vuole la fede. La fede è una parola molto più forte che fiducia. Fede è la fede. Quando Cristo dice la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha guarito, vuol dire qualcosa, vuol dire tu fai un atto in cui passi oltre l'ostacolo che ti sei messo o che qualcun altro ti ha messo e sei entrato nella potenza della tua essenza. Non è che dice adesso c'è il Covid, poi ci sarà un'altra cosa, prima anche c'è stato un sacco di cose terribili, non c'era solo il Covid. Allora, non è che noi abbiamo paura perché c'è il Covid, noi diamo un nome alla nostra paura. Questo è il problema. Allora, per esempio, per tornare ad una analisi, diciamo così, un pochino più profonda anche della pandemia, termine molto forte, questo Dio Pan che si è manifestato, è un nome pieno di evocazione, pieno di echi. Il Dio Pan è un Dio primordiale, è l'unico Dio che i romani veramente hanno nel loro pantheon come un Dio, non per niente, come un Dio che li ha molto mossi. I romani non erano dei soggetti che credevano alle religioni, fecero il Pantheon per questa ragione, per loro un dio valeva l'altro. Però su Pan investirono parecchio. Pan è un dio doppio, giovane e vecchio, è un dio della sfrenatezza, dell'ebbrezza, ma anche del timor panico. È un dio dell'azione, ma è anche il dio del meriggio, il dio dell'assenza del movimento. Io penso che noi abbiamo proiettato molto nella idea del Dio Pan in questo anno. Abbiamo sicuramente dato vita all'archetipo. Tutti noi, ciascuno contribuisce per la sua parte. La nostra immaginazione è sempre all'opera, ma noi non sappiamo lavorare con l'immaginazione. Noi dovremmo imparare di più, che tutta la mistica ci insegna che c'è un mondo intermedio che si chiama mundus imaginalis, alam al-mital, come dicono gli arabi, nel quale noi creiamo la sostanza della realtà. La realtà sono i nostri sogni che prendono forma e vita. La fisica contemporanea oggi evidentemente la vibrazione generale da 100 anni ha cominciato a sostenere un pensiero diverso, per questo che i fisici pensano queste cose. Quindi la fisica contemporanea interpreta quello che sta succedendo nel mondo e nel mondo stanno succedendo delle rivoluzioni dello spirito. E che cosa ci dice la fisica? Ci dice che questa potenza dell'immaginazione crea il reale. Oddio, tutti i grandi fisici, andando a leggere i Veda, le Upanishad, la grande tradizione indiana, hanno detto, beh, lo sapevano tutti prima, 4.000 anni fa. Però, insomma, per noi
è quasi nuova come scoperta e non è arrivata a tutti. Ecco, per cui l'idea che noi abbiamo un dovere, un autentico dovere, questo è anche non soltanto un dovere egoistico, è un dovere altruistico. Stare bene noi fa star bene il mondo. Ritrovare la retta via per noi, dentro di noi, è armonia per gli altri. Io ho diretto per tanti anni un ospedale dove si curava il cancro e io facevo il direttore sanitario, quindi mi occupavo dei dipendenti. E ho lavorato per molti anni in modo tale che loro stessero bene. E questo effettivamente è un fenomeno che è stato analizzato, studiato, anche misurato, ed effettivamente questo è servito a tutti, è servito a loro ed è servito ai pazienti. È una percezione reale il lavorare per stare meglio, avendo ovviamente delle guide, avendo degli strumenti, facendo delle esperienze sensate per questo, ma è un'esperienza di grande generosità. Quindi se noi ci mettiamo in una condizione di imparare di nuovo a respirare, di dedicare tempo alla nostra respirazione e facciamo questo esercizio semplice di meditare, cioè di sgombrare la mente dai nostri pensieri e di tenere la mente sgombra dai nostri pensieri il più a lungo possibile, senza preoccuparci se questi pensieri in continuazione riemergono, ma cercando di allargare la distanza fra due pensieri molesti, perché di solito i pensieri sono molesti. Ebbene, questo è un esercizio salutare per il nostro corpo e per il nostro spirito, o per meglio dire, per il nostro spirito e per il nostro corpo. Ma è un esercizio altamente salutare per tutta la comunità intorno a noi. Io penso che la ragione per la quale sono stata abbastanza tranquilla durante tutto l'anno scorso è che io da molto tempo vivo in una situazione di questo tipo, cioè allontano i pensieri molesti. Mi dedico con attività consapevole e assolutamente intenzionale a rimuovere tutte le critiche che mi muovo dalla mattina alla sera. E mi invito all'indulgenza nei miei confronti. E allontano la critica che ho sempre fatto nei confronti di tutti. Quando ho cominciato a comprendere che questa critica in gran parte derivava da me, da ciò che io dentro di me non sopportavo di me, mi è successa una cosa molto interessante. Ho scoperto il valore del perdono. Allora il perdono non te lo chiede colui che tu perdoni, non gliene importa un bel niente del tuo perdono. Il tuo perdono è una cosa che serve a te. Quando tu perdoni, sei entrato in uno stato di quiete. Quando tu perdoni, tu improvvisamente tiri un grande respiro, allarghi i polmoni e ti senti liberato da un problema tuo. E quando tu sei libero da quel problema tuo, guardi l'altro e scopri che non era più quella cosa che tu avevi visto prima. Quella cosa che tu avevi visto prima era la tua proiezione di un tuo problema, che probabilmente era un problema di tua nonna, di tuo zio, di tuo cugino, di chissà chi. E tu hai dovuto fare tutto questo lavoro per riuscire a buttar via quella scheda che ti avevano infilato dentro. E praticamente la vita dovrebbe essere questo, fare pulizia in continuazione di queste schede. Ogni minuto farsi una domanda: perché io esco per la strada e tutto mi gira storto? Facciamoci una domanda: perché non mi piace il barista? Non mi piace il caffè che fa?
Non sopporto quello che mangia il croissant accanto a me, che lo morde, c'è tutto quel rumore delle sue mascelle, ma che orrore, ma smettila. Dov'è il problema? Cos'è che ti dà così fastidio? Allora, io avevo un problema grave, anzi, diciamo che ha marcato la mia intera esistenza. Io mi sono laureata in medicina e dal quarto anno in avanti sono andata in ospedale a fare tirocini abbastanza presto, non potevo soffrire niente della medicina, niente. Non mi piaceva la medicina, tanto meno i medici che la praticavano. Ai miei tempi la medicina era un luogo infame di orrori. Se qualcuno dice che la medicina non è umanizzata, bisogna aver conosciuta quella di allora per sapere cosa voleva dire una medicina non umanizzata. Praticamente noi eravamo macellai con dei corpi davanti, potevamo fare quello che ci pareva di questi corpi, più o meno quello che ci pareva. E molta gente ci andava giù pesante, ecco, questa era un po' l'impressione. Poi facevano o non facevano quasi nulla, insomma non importa. Ebbene, io avevo un odio dentro di me, un odio insanabile, così insanabile che ho detto non è il mestiere che fa per me ne devo andare, perché come diceva Freud, se non sei sadico non puoi fare il medico. Io non sono sadica, smetto di fare il medico. E ho fatto tante altre cose, ho fatto un lungo giro, sono andata in giro per il mondo, ho studiato tante altre cose e poi alla fine, come tutte le cose che uno deve poi comunque affrontare, sono tornata a fare comunque qualcosa con la medicina. E sempre ce l'avevo con i miei colleghi, sempre. E dentro di me facevo delle critiche aspre. Ma come mai i pazienti amano in particolare i medici autoritari? Ma perché? Ci sono dei medici per bene, delle brave persone, miti. La maggioranza dei pazienti vuole un medico autoritario, uno che gli dica fai così, prendi questa medicina, ti opero. E io ero veramente, li trovo insopportabili i miei colleghi, veramente proprio, ero mossa da un sentimento. Nel corso del mio lungo periodo in questo ospedale, a un certo punto ho messo in piedi un cantiere teatrale. Per 2 anni ho tenuto un cantiere teatrale in un ospedale oncologico. Naturalmente una metà del mio personale pensava che io fossi matta, cioè in realtà lo pensava già da prima, ma con quello ne aveva avuto la prova sicura. Quindi io facevo andare questi straordinari colleghi insomma, teatranti, in maniera molto delicata, in certe zone dell'ospedale. E naturalmente avevo dato una lista delle persone da non contattare assolutamente. Avevo detto questi, per carità, non esiste. Ebbene, questi teatranti andavano in giro, raccoglievano le storie, poi facevano dei piccoli spettacoli molto particolari nei corridoi, nelle sale di attesa. Immaginatevi pazienti oncologici e molti dipendenti ammalati di cancro, quindi una situazione piuttosto pesante. E le prime volte che io partecipavo, quando c'erano questi piccoli spettacoli, andavo e vedevo e sentivo delle frasi, perché i teatranti rappresentavano le storie che erano state raccontate a loro, sia dai pazienti che dai dipendenti, e a volte riconoscevo anche chi le aveva dette quelle cose. Ecco, io vorrei che poteste vedere i visi delle persone quando sentivano queste parole che erano anche parole normali, però dette in quel modo, in quella situazione particolare, come tutto il teatro fa, avevano un grande effetto trasformativo. E io vedevo dei visi dei miei dipendenti che si illuminavano, che cambiavano letteralmente il loro modo di essere. Abbiamo fatto un film, l'Università di Torino ha fatto un film, su questo lo trovate in internet, il film si chiama Porte, soglie e passaggi. Devo dire che continuo a vederlo ancora adesso con grande emozione, anche perché alcuni dei dipendenti hanno raccontato delle storie in quel film, a viso aperto, senza nessuna censura, e io dentro di me dicevo ci vuole un coraggio enorme per aver potuto raccontare queste storie, perché agiscono tanti livelli quando noi
siamo dentro un ruolo, soprattutto quando facciamo i curanti. Ebbene, cosa succede? Che un certo giorno la regista dell'azione passa da un corridoio, si apre una porta e un braccio la afferra e la tira dentro e la porta sbatte e uno dei, virgolette, peggiori chirurghi dell'ospedale gli dice: e adesso lei si sieda qui e mi stia a sentire, perché noi facciamo un mestiere di merda. Lei uscì tramortita, ma quando mi raccontò questo episodio, io ho capito. I peggiori, i sadici, i violenti sono i più miti, i più fragili, i più inermi. Per riuscire a sostenere la sofferenza, il dolore, l'emozione della malattia, ti devi costruire una corazza durissima, impenetrabile. Ecco, io quando ho capito questo e mi è caduto questo velo dagli occhi e tutto sommato mi sono detta: ma come ho fatto in tutti questi anni a non capirla, questa cosa così semplice? E ho perdonato e mi sono sentita guarita, io, guarita del mio problema, non del loro problema. Ho detto: questo è il perdono, questa è la guarigione, questa è la salute. Capire ciò che fino al momento prima ti appariva l'opposto e poi brilla lì dentro una luce e tu la vedi e ti illumina e dici: grazie, 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 sono grata, sono grata, sono grata, sono grata, perché così ho perdonato i giocatori di calcio, ho perdonato quelli che picchiano le persone per strada, ho perdonato i violentatori, perché ragazzi, per essere arrivati a quel punto lì bisogna aver sofferto tanto. Chissà che brutte schede che c'erano dentro quella persona. E nel momento in cui tu perdoni, anche l'altro lo sente e gli dai il coraggio di buttar via la corazza, di mostrarsi per quello che è, di ricontattare quella parte bambina dentro di lui che doveva stare zitta perché era troppo pericoloso il mondo, faceva troppa paura il mondo. Io penso che la parola, gratitudine, guardate, qualunque cosa ci succeda, sappiate una cosa: non è grave, perché la cosa più grave sarebbe la morte, ma la morte è un atto trasfigurativo straordinario. Ma se noi siamo usciti da quella cavità, il bardo Todò, le grandi tradizioni dei mondi che veramente conoscevano le cose, ancora stavano in contatto con la verità delle cose, lo sanno benissimo. Noi passeremo, transiteremo per un uguale canale quando usciremo alla vita eterna. Perché noi, nella nostra natura di materia, il nostro corpo è solo un incidente. Noi siamo molto di più di questo corpo. Noi siamo una vibrazione infinita che non ha tempo, che non ha inizio e non ha fine. Quindi non è che moriamo, è la materia che si disperde. Ma più si disperde la materia e più tu ritroverai la potenza della tua vibrazione. E questa è la guarigione, l'unica che conti di fare. E se vogliamo farla adesso, secondo me, qualche strumentino in più ce l'abbiamo. Grazie.
Buonasera, grazie intanto. Volevo sapere, secondo la sua esperienza, rispetto alla meditazione, se è una via che si può percorrere da soli, se serve un maestro e dove si può trovare questo maestro del respiro a cui lei accennava. Grazie. Quello che vi ho detto è abbastanza tecnico e lo possiamo fare sempre e comunque. Peraltro un grande maestro, Thich Nhat Hanh, fa una meditazione camminata, mentre in generale la tradizione impone di essere fermi. Quindi secondo me si può meditare ovunque. La cosa è imparare a respirare e sgombrare la mente. Certo, se uno è un grande maestro, allora vi assicuro che la cosa cambia radicalmente, perché in quel caso, se il vostro stato ricettivo è alto, possono succedere delle cose abbastanza impressionanti, perché la vibrazione di un grande meditante è contagiosissima. Effettivamente io credo, anche per quello che mi hanno detto alcuni di loro, è qualcosa che ti ispira, quindi ti trascina un po', ed è chiaro che avere questa fortuna è occasione di gratitudine. Però comunque serve comunque, cioè rigettare il più possibile i pensieri. Non vuol dire sopprimerli, è proprio guardarli con distacco, lasciarli andare come nuvole. Volevo chiederle, a proposito di maestri, prima aveva citato un suo maestro riguardo appunto alle credenze, a come sconfiggere le credenze. Le volevo chiedere se anche su questo può darci qualche consiglio di lettura o dove appunto approfondire questo tema delle credenze limitanti. Sì, Carl Simonton ha scritto un libro tradotto in italiano. Adesso mi sfugge il nome, ma lo trovate, si scrive Simonton. Allora è scritto Simonton Carl. Ne parla addirittura Fritjof Capra, abbastanza lungo, in un libro. No, non il Tao della fisica, ne ha scritto forse nella rete della vita. Comunque anche Bruce Lipton ha scritto moltissimo sulle credenze. Anche questo è un esercizio che secondo me si può fare da soli, nel senso che diciamo dall'inizio della mattinata, dalla scelta delle scarpe che si fanno, al vestito che ti metti, alla frase che dirai a tua figlia, c'è da interrogarsi: perché lo faccio? Perché questo? Come mai? A che cosa risponde? Qual è lo scopo? Qual è l'obiettivo? Qual è il fine? Cioè, ci si può fare delle domande, ma con un atteggiamento amichevole, cioè non per reprimerci o non per indagare in maniera arcigna, ma per capire meglio, andare a capire. Per esempio, è mia madre che voleva che mi vestissi così, è mio padre che mi ha detto di non acconciarmi i capelli in quel modo, è mia nonna che mi ha insegnato a fare la pasta in quel modo. Cioè, andare per esempio a capire da dove provengono i filamenti della nostra vita. In parte è anche un'operazione molto nostalgica, voglio dire, Marcel Proust è stato un grande artista di questo genere. Però se lo fai anche con uno scopo di liberartene, in un certo senso, cioè quando tu senti come una cosa un po' costrittiva, che tu devi, in quel momento lì, per esempio, ecco, adesso ho tirato un respiro in questo momento. Ecco, è una delle tipiche modalità con le quali noi ci accorgiamo di liberarci è che all'istante tiriamo un respiro. Oppure, non so, succede che piangiamo, ci si riempiono gli occhi di lacrime, e in generale respiriamo.
Ecco, già soltanto il fatto di tirare questo respiro è successa una piccola trasformazione. È qualcosa che ci permette di assaporare un piccolo pezzettino di conoscenza di noi, di libertà vera però. Quindi non trascuriamo nulla, anche i più piccoli dettagli. A volte la verità si nasconde proprio nel più piccolo dettaglio. Lei prima ha parlato della nostra vita eterna. Io invece dalle mie informazioni volevo farle questa proposta e sentire cosa pensa lei. Noi siamo un ente spirituale che momentaneamente vive in questo corpo, quindi non c'è passaggio, perché quando passeremo su un altro corpo, cioè se io credo alla reincarnazione secondo la mia informazione, quindi le mie informazioni che ho io, quindi sta tutto là il concetto. Dopo noi siamo differenti delle piante, degli animali, perché loro non hanno libero arbitrio, hanno la scienza dentro di loro, cioè il potere della scienza, però non hanno libero arbitrio come abbiamo noi. È per quello che andiamo in queste difficoltà, secondo me. Cioè. Basta, chiudo. Allora, la teoria a cui lei fa riferimento non finisce lì. Nel senso che la reincarnazione è una serie di cicli di vita finché uno non se ne libera, nel senso che siamo comunque destinati ad una vita eterna, sempre che abbiamo fatto i compiti attraverso le vite nella materia. Però io adesso mi sono fermata ad una valutazione di tipo, diciamo più, virgolette, uso una parola che odio, scientifica. Cioè, se effettivamente, come la fisica ci dice, noi siamo una pura vibrazione, è altrettanto evidente che anche l'apparenza del corpo è fittizia. Quindi, non dico che prima ce ne liberiamo e meglio è, però insomma non temiamo di liberarcene, ecco. D'altro canto quelle tradizioni bruciano il corpo con uno scopo preciso, perché ritengono che comunque il corpo intrappoli lo spirito e per cui c'è coerenza, diciamo, nella visione. Ci sono popoli che non credono affatto alla vita eterna e d'altro canto, diciamo la verità, io uso una metafora ed esprimo una credenza, mi sembra evidente, e però esprimo la credenza che in questo momento mi fa più piacere di esprimere e quindi con totale arbitrarietà io ve la espongo, perché mi sento di dirvi che ne ho fatto esperienza, quindi in qualche modo non è che la racconto soltanto perché mi piace, ma anche perché, giusto appunto grazie a un grande maestro, ne ho fatto un'esperienza. Complessivamente la questione del libero arbitrio, sì, certo, lo chiamiamo così noi, no? Il libero arbitrio. Se però il libero arbitrio ci ha ridotti in questo stato, Dio ci scampi. Cioè voglio dire, preferisco i gabbiani, non libero arbitrio ma capacità di comunità. Allora il punto è questo, io penso che il libero arbitrio, visto che ce l'abbiamo e tutto sommato perché negarlo, insomma va anche benissimo, dovrebbe servirci per vivere un mondo in pace e più giusto, perché se non lo facciamo direi che allora è bene che crediamo anche che siamo colpevoli, cioè così è detta proprio. Sì, no, ma non è una conferenza sulla metempsicosi. No, ma sentiamo. No. Il libero arbitrio, se non è studiato, preparato, che ha una cultura, porta un danno. Questo volevo, forse non ho spiegato, ho capito, non ho espresso questo pensiero, perché se noi abbiamo libero arbitrio ma non è preparato, cioè non è studiato, non è approfondito, allora ci porta a qualcosa di... Non è consapevole? Pensavo di aver detto qualcosa stasera su questo. Sì. Cioè il numero 13 la dice lunga sulla cultura. Cioè la cultura non è detto che sia il miglior strumento per esercitare il libero arbitrio. Perché la cultura è infarcita di principi e valori che cambiano con un'enorme repentinità e mutevolezza da un'area geografica all'altra, da un gruppo all'altro, da una
da un tempo all'altro, cioè non mi pare che la cultura regga la prova dei fatti come il nostro migliore maestro. Ahimè, è invece un valore preminente nella nostra società. Io penso invece che se noi lavorassimo di più su quella fisiologia di cui vi ho parlato, cioè lavorando tecnicamente sulla nostra capacità, per esempio, di entrare in connessione con la nostra naturale propensione al vivere armonicamente, perché il vivere armonicamente non vuol dire, per esempio, che se la mosca viene imprigionata dal ragno, allora il ragno è il colpevole e deve passare un processo. Perché insomma la natura, diciamo che non ha un'etica paragonabile alla nostra. Del resto è anche oggetto a volte di reprensibilità da parte di certe culture, no? Ci sono culture che per esempio infliggono tortura agli animali consapevolmente perché hanno commesso dei delitti, ma ci sono stati anche nei tempi nella nostra cultura in cui si portavano i morti in giudizio, per esempio. Adesso noi per esempio non lo facciamo più, quindi ogni tempo ha le sue caratteristiche e le sue abitudini. Io penso che sul libero arbitrio bisognerebbe esercitarci di più in questo modo, cioè di più a connetterci con una parte di noi che è una parola, magari non la migliore, ma insomma più naturalmente in armonia con tutto l'ambiente, ecco, diciamo. In altri tempi avrei detto il creato, ma dico l'ambiente. Ognuna di queste parole ha inevitabilmente tutto un retaggio, un eco. Noi siamo prigionieri di questo. Bisogna capirlo. È per quello che mi piace molto l'idea di una fisiologia, di un lavoro sulla fisiologia, cioè di scansare tutte queste insidie della lingua, che vuol dire teorie, che vuol dire concetti, che vuol dire categorie. Sempre di più le trovo pesanti e certamente ostative di una vita saggia e sana. Però è la mia opinione. Prima ho parlato di credenze. Perché la fisica al giorno d'oggi nega ancora l'esistenza dell'etere? Non è vero, non è vero. Ci sono fisici che non negano affatto l'etere. Parliamo per esempio di Todeschini, un grandissimo italiano. Molta fisica sta recuperando l'etere, perché molte cose, molti fenomeni sembrano decisamente più spiegabili con l'etere che senza l'etere. Poi non mi addentro oltre perché assolutamente non sono in grado di dire di più, ma capisco che c'è un dibattito che non è assolutamente risolto, ecco. Ma del resto Einstein non ha mai apprezzato la fisica quantistica, tanto per dire, quindi diciamo che il mondo della fisica è un mondo in grande dialettica, se non vogliamo dire opposizione. No, diciamo piuttosto, perché la medicina che usiamo noi non ha incorporato nulla della fisica contemporanea? Perché la fisica contemporanea spiegherebbe molti fenomeni che la medicina nega e da cui rifugge, per esempio le guarigioni imprevedibili. Io non volevo fare una domanda, ma una conferenza. 15 secondi. No, sono perfettamente d'accordo con te sull'aspetto che dobbiamo riscoprire la nostra fisiologia e dell'importanza della meditazione per liberare la mente dai pensieri e dell'importanza del respiro. E allora volevo fare un'esperienza ai signori che sono qua di respirazione, o meglio di turborespirazione. E allora prima facciamo l'esperienza e dopo sentiamo le vostre cosa avete provato. Vi chiederei anche di alzarvi in piedi. Mi metto in favore di telecamera. Lasciamola in mezzo. Allora, portate le braccia in avanti. Ah no, scusate, prima una breve premessa. Sapete fare ha? Sì. Bene. Allora adesso portate le braccia in avanti. Adesso fate una inspirazione profonda portando le mani alle spalle così. Tratteniamo per qualche istante e adesso mentre portiamo le braccia in avanti espiriamo,
Ripetiamo velocemente fino a rimanere senza fiato. Basta. Potete sedervi. Sì. E adesso vi faccio io una domanda. Mentre stavate facendo siete riusciti a pensare? Bene, tu hai quello lì. C'è qualche altra domanda? Sì. Volevo solo sapere se conosce l'associazione Ananda e che ne pensa. L'ho conosciuta tantissimi anni fa ed è molto tempo che non la frequento più. Perché abbiamo fatto un'esperienza di una settimana nell'insegnamento del respiro ed è stato eccezionale. Ah, sì, adesso ho capito, ho sollevato la curiosità. Circa un pollo e una damigiana. Ci vuoi far sorridere e dire qualcosa? Fra le altre caratteristiche dell'Oriente, molto interessante, è l'interruzione del legame logico. Ora, vi dico due cose come premessa. Noi pensiamo ad uno sviluppo lineare della storia perché abbiamo dei tempi verbali, passato, presente e futuro. Questo ci permette di credere che il tempo vada in una direzione e sia scandito. Allora, questo non è vero, nel senso che la fisica anche di questo parla, ma soprattutto ci sono lingue molto importanti che non hanno i tempi verbali. Quindi per loro il tempo non ha la stessa caratteristica che abbiamo noi. Noi abbiamo un'altra terribile trappola, questa secondo me è anche peggio del tempo, anche il tempo non è da ridere, ma la logica. La logica è una sequenza dialettica che mette in rapporto di conseguenzialità gli eventi. Noi crediamo al rapporto di causalità perché abbiamo una struttura sintattica che dà corpo alla logica. La logica è una trappola mortale. Mortale. L'Oriente, che ha lingue diversissime fra di loro, che non hanno niente in comune, eccetera, eccetera, quindi dire l'Oriente è una stupidaggine. Comunque, diciamo, anche qui l'Estremo Oriente viaggia per paradossi. Il paradosso esiste anche nella tradizione culturale nostra, però non ha la stessa forza. A proposito di Steiner, citato poco fa, Gesù Cristo, la figura di Yehoshua in Israele, in Palestina anzi per la verità, secondo Steiner è una doppia figura, sono due parti, due tempi, e lui è, a proposito di fisiologia, un soggetto che viene preparato fisiologicamente a sostenere che cosa? A sostenere la luce del sole zoroastriana che gli portarono i re magi, perché i re magi sapevano, cioè i maghi dell'Oriente, i maghi indiani, sapevano che sarebbe nata una figura che poteva tenere dentro la luce del sole di Zoroastro. Ora, a proposito di questi canali che noi abbiamo dentro, è come avere un sistema elettrico e è chiaro che se tu metti una presa, le dita dentro una presa ti folgori perché non sei in grado di sostenere quella elettricità. Questo per dire che Gesù Cristo era uno che parlava per paradossi. Moltissime delle sue parabole sono letteralmente incomprensibili sul piano della logica, no? È una continua forzatura della logica.
Allora, una volta ho raccontato questo simpatico esempio per avere insomma, un piccolo gusto del paradosso e della rottura delle strutture logiche. Questo è molto interessante, la rottura delle strutture logiche. Allora pensate ad un uovo di gallina che viene delicatamente inserito in una damigiana. Poi pensate che questo uovo si schiude, c'è un pulcino che diventa un pollo. Adesso pensate di fare uscire il pollo senza rompere la damigiana. Lui lo sa già. Voce più alta? Il pollo è fuori. Pensatelo fuori. Allora, questa è una tipica situazione nella quale voi misurate l'importanza della struttura che ci condiziona. Nello stesso momento l'equazione dice: pensate un uovo nella damigiana, quindi è un atto della mente. Ma se poi vi dico: tirate fuori l'uovo del gallo che è nato, il polletto che è nato dall'uovo, dalla damigiana senza romperla, vi ponete una barriera e non lo riuscite a pensare fuori. Ci sono delle persone che continuano a non averlo capito, vero? Alzi la mano chi non l'ha capito. Perfetto. No, ma non hanno capito, e lo capisco che non lo capiscano, perché è un problema strutturale della cultura. Cioè, l'esercizio è un esercizio che tende a farti capire il potere del tuo pensiero. Nello stesso momento in cui hai fatto il primo pezzo del pensiero, non c'è nessuna difficoltà, se non un problema che tu ti poni, di interrompere la possibilità, la potenzialità del tuo pensiero di pensarlo fuori. Ah, ecco, però è così, è semplice. È molto interessante. Mia madre, per esempio, è una di quelle che si è sempre battuta contro di me sul pollo e la damigiana, perché la risposta è è facile. No, è tutt'altro che facile. La prova è che per alcuni di noi risulta impossibile, sul piano quasi dell'etica, perché c'è qualcosa che confligge con la possibilità dell'evento, il quale però in realtà è immaginario sia nella sua prima parte che nella seconda. Vedete perché i bambini hanno ancora questa radice? Perché il bambino crede alle fiabe. Non è soltanto che tu gli racconti una fiaba, lui crede alle fiabe. Tu pensi che diventando adulto diventi molto più furbo perché alle fiabe non credi più. La verità è che diventi condizionato e debole. Questo è il problema. Questo è il punto per cui la società occidentale cade in ginocchio, secondo me. E noi tutti cadiamo in ginocchio e ci facciamo sottomettere da noi, da un pensiero che non è potente, che non si dà il coraggio di essere potente com'è. È lì che è il problema della fede. La fede, quando Cristo fa i miracoli, Cristo non avrebbe bisogno di fare il miracolo. Il miracolo tende a sgombrare nella mente dell'altro la diffidenza. Gli fa vedere qualcosa di apparentemente impossibile per fargli uscire dalla damigiana. La fisica quantistica oggi, leggete Helgoland di Carlo Rovelli, è un libro molto carino e simpatico, Helgoland con l'H davanti. La fisica oggi ci spiega, non è che ce lo spiega, diciamo che la fisica è giunta per altre vie a ciò che l'Oriente sapeva da sempre. E in parte l'ha anche dimenticato, perché stiamo attenti, non è che proprio l'Oriente sia indenne dalla potenza della cultura occidentale. La cultura occidentale ha fatto disastri dappertutto, ha portato queste sue certezze legate alla dialettica logica e alla linearità del tempo, che è un'altra delle cose per le quali noi non possiamo immaginare la vita eterna, perché la vita eterna ha bisogno di una struttura linguistica in cui non c'è il tempo. Perché se tu non lo pensi in termini di passato, presente e futuro, e tu pensi che c'è un presente immanente, non è così difficile pensare che non morirò mai.
non nella stessa forma magari, ma se io sono capace, come sono capaci gli orientali, certuni di loro naturalmente, di vedere delle cose dentro il nostro corpo, di vedere la parte vuota del corpo, loro hanno termini per definirlo, e questa è la differenza con noi. Avendo un lessico, loro vedono le cose. Poco fa Daniele citava Hjelmslev, un grande linguista danese, il quale studiò il linguaggio dell'Inuit e scoprì che era impossibile tradurre in lingua danese la lingua Inuit rispetto al colore bianco, per cui loro possedevano, mi pare, 25 sfumature. Non essendo traducibili, non lo vedi. La percezione non guida la parola, è la parola che guida la percezione. Anche questo è un paradosso. Noi pensiamo che le nostre esperienze determinino le parole che usiamo. No, noi abbiamo esperienze a partire dalle parole che abbiamo. Ed è la ragione per cui non riesci a pensare fuori il pollo, perché la struttura della logica te lo impedisce. La logica è un ostacolo che tu ti poni, nessuno te lo pone perché nessuno ti fa nessuna forzatura, ma tu nella logica trovi un ostacolo insormontabile. Se non capisco non credo, e invece il tema è: non devi capire niente, devi credere, basta. Credi, bussate e vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Ragazzi, è proprio questo gesto che è fortemente coraggioso, audace e totalmente infondato sul piano della logica. Volevo dire una cosa brevissima sul discorso delle parole, che ho trovato questo libro che mi era piaciuto perché io amo i colori, e parlava di colori e parlava della storia dei colori, e ci sono colori che non esistevano perché non c'era la parola per identificarli. Quindi è straordinario questo, come sì, è potente questa cosa, veramente potente. Le Mille e una notte, che sono un testo molto celebre, insomma, sono piene di racconti immaginari nella nostra lingua. Il mio amico Nader Bhutto, che viene da quella cultura, una volta parlando mi dice: per voi le Mille e una notte sono un racconto immaginario, cioè pura fantasia, per noi è realtà. Quindi loro, i geni della lampada e tutta quelle entità le vedono, cioè per loro non è una cosa immaginaria che non può essere vera, è una cosa non immaginaria che è vera. E mia madre, che parla con i suoi nonni, i suoi zii e con il gatto morto, lei li vede. Perché mia madre adesso sta in uno stato dal quale la cultura, per fortuna che l'aveva oberata per tutta la vita, se ne sta andando. E quindi lei oggi ha la libertà di frequentare un mondo di entità che prima, soprattutto mia madre, non avrebbe mai potuto considerare possibili. Quella cosa che noi chiamiamo intuizione, voi che cosa usate come espressione? Non fidarti della prima impressione? E questa è la frase che usiamo, non fidarti della prima impressione? La frase giusta è: fidatevi assolutamente solo della prima impressione. Quella è la verità. Il problema è che la cultura ha messo giù tutta una serie di sbarramenti per cui tutto quello che sentite, percepite, potremmo fare, non lo facciamo. Perché il sonnambulo cammina sul filo e quando si sveglia casca di sotto? Perché noi possiamo camminare sul filo, ma appena ci svegliamo alla ragione, la ragione dice: ora caschi di sotto, pof! Ed è in stato sonnambolico o in stato ipnotico o in stato meditativo che possono succedere quegli atti che noi tendiamo a considerare miracoli, perché sono totalmente contraddittori con la logica, e il pollo sarà fuori dalla damigiana. In questo periodo sto cercando di comprendere tra le righe Steiner. E questa
storia che non è una storia, un vissuto di Steiner, quando era ancora allievo, studiava a Vienna all'università, mi ha colpito tantissimo e mi piacerebbe un tuo commento. Steiner è un universo, ecco, diciamo così, no? Ed è un'altra persona che secondo me si è concessa, perché direi che questa è la parola, di poter guardare, di poter avere una visione oltre. Questo è veramente il suo grande lascito, anche se purtroppo, devo dire, con le difficoltà tipiche di grandi maestri, che comunque poi intorno a sé si raccolgono anche persone che non hanno la stessa qualità e la stessa capacità di vedere. Sì. Ma perché la lingua fa ostacolo, cioè tu devi trovare una maniera per dire in parole inappropriate delle cose che agli altri non dicono niente, perché proprio le parole non ci sono. Questa è una cosa che mi colpisce molto. Mi è successa una cosa una volta che è stata di gran lunga la più gratificante che mi sia mai successa. Tenevamo degli incontri in vari luoghi a Lecco, in caffè, eccetera, eccetera, e avevamo come pubblico delle persone di una comunità che si occupava di misure alternative alla detenzione, quindi avevamo praticamente dei galeotti davanti. E un giorno in particolare io stavo parlando e avevo proprio davanti, sembrava Popeye, no? Uno con tutti i bracci tutti tatuati, l'orecchino all'orecchio, insomma proprio un vero delinquente, cioè proprio la figura tipica del delinquente. Alla fine di quando io ho finito di parlare, lui è venuto da me e mi ha detto: le devo dire che mentre lei parlava io mi sentivo molto bene. Ecco, questa cosa mi ha dato la percezione di quello che io vorrei, che voi vi sentiste molto bene. Cioè questa è veramente l'unica cosa che possiamo fare, è che la vibrazione di quello che dico, non quello che vi dico, ma ciò come ve lo dico vi possa far fare una piccola trasformazione. Questo è il tema, ma non perché fai del teatro, anche se il teatro ha la sua potenza naturalmente, ma proprio perché se intercetti quella certa cosa, la parola finisce, cioè quella che chiamiamo l'area semantica, cioè il significato della parola viene tolto di mezzo e rimane quello che come siamo noi. Quando finiamo di essere quelle cose che eravamo, all'improvviso si manifesta qualcosa di noi che era rimasto celato, e questo qualcosa è la nostra verità. Ecco, anche la parola può portare un po' di verità, ma se è una parola in cui la vibrazione conta di più del significato delle parole, perché le parole sono spesso degli ostacoli alla comprensione, non il contrario. La cultura ha dato un esagerato valore alla parola. Le parole, i concetti, la teoria, le categorie, eccetera. Tutto questo, io che me ne sono occupata per tanti anni, ho capito che è stato necessario, è stato necessario, ma bisogna liberarsene. È come fare veramente la pulizia di primavera. Ho accumulato tanta roba durante l'inverno, ma poi arriva la primavera, apro le finestre e butto via un mucchio di roba, ecco, e lascio entrare quest'aria e la faccio circolare. Per esempio, uno dei problemi tipici, no? Quando facciamo qualcosa che ci piace, non ci stanchiamo mai. Questa è una tipica modalità con la quale la nostra energia si ricarica e ci dimostra che non è la fatica che ci toglie energia, ma è lo scarso gusto che abbiamo a fare le cose. Ecco, io desidererei che voi usciti di qui poteste avere 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti di euforia, di sentire che potete fare delle cose, che è in voi la potenza, che ce l'avete la potenza. E perché guardate che poi basta poco, Cioè il click è le cose semplici, no? Quelle che ti stavano davanti, erano lì, davanti a te, ma non le vedevi, perché siamo continuamente portati fuori strada. La parola è uno dei mezzi più tipici per portarci fuori strada. La mia non è una domanda,
a comprova di quello che ha detto, un breve ma molto intenso episodio che mi è successo. Mio nonno era in ospedale e stava per morire praticamente di là qualche giorno. Lui è stato un personaggio sempre molto autoritario con tutti noi e aveva un modo di essere. Quando sono andato a trovarlo, il giorno prima che morisse, non l'ho riconosciuto. Era cambiato così tanto, era diventato una persona dolcissima. Ma ho detto, ma questo è mio nonno? Ma chi è? Dentro di lui era così e invece di fuori era tutta un'altra cosa. Ecco, semplicemente. Io volevo tornare un momento alla situazione attuale. A livello di consapevolezza, secondo lei questo periodo che stiamo vivendo può aiutarci oppure no? Perché personalmente credo di aver capito tante cose, però mi stupisco, tornando al discorso iniziale, che molta gente non abbia ancora capito o non riesca ancora a capirlo. La mia domanda è, a livello di consapevolezza, può essere un periodo positivo nella sua negatività questo? La risposta è: molti saranno i chiamati, pochi saranno gli eletti. Esatto. Cioè noi non possiamo agire sulle persone, le persone faranno le loro scelte, andranno nella direzione che più gli è coerente con il loro livello di vibrazione e ciascuno di noi sentirà, vivrà. La mia amica Giuliana Conforto, che forse conoscete, lei sostiene che molto presto qualcuno di noi cambierà il livello della sua percezione, diciamo così, esistenziale e passerà in un'altra dimensione. Naturalmente è chiaro, ci passeranno alcuni, non tutti, e forse è meglio così, peraltro, ma è quello che può succedere, non è la quantità che fa la differenza. Per quanto riguardava il linguaggio che hai detto prima, le parole, mi è venuto in mente una cosa che mi capita spesso, che faccio parte di un gruppo di persone che da diversi anni gira, abbiamo fatto circa 600-700 incontri sia in Veneto che in tutta Italia e spieghiamo la macroeconomia. Ti ricordi? Sono stata giù anche da Scardovelli all'Unialef e c'è un momento particolare di questo incontro in cui se si chiede alle persone come si chiama un certo atto che viene fatto dallo Stato verso i cittadini, se ci sono 50 persone nessuno sa rispondere. Se gli chiedi il contrario, c'è un coro nella risposta, non fai neanche in tempo a fare la domanda che già ti rispondono con la risposta corretta. Quindi significa che a volte ci portano via anche le parole, non ci fanno conoscere le parole, perché le parole potrebbero unirci, farci capire il senso e trovare anche il modo di agire. E invece cancellando, è come cancellare una parte, no? Come tu dicevi, la neve potrebbe avere 20 colori, ma se ne cancelliamo 19 non possiamo mai spiegarli. Ecco, questo è proprio una cosa che mi è successa personalmente. Se c'è qualche altra domanda, altrimenti noi ringraziamo tantissimo Rossana. Ultima chance. Bene, allora vi ringraziamo, grazie tantissimo di essere stata qui con noi e speriamo di averti di nuovo a Vittorio Veneto.